Double Space, Andrea Argiolas alla chitarra, è la stessa storia. Lo sai come funziona qua? Sì, sì, sì. Cosa c'è che non va e non cambia più? Racchiuso, trova l'intruso da chi è stato escluso e chi fa ancora il muso tra chi crede ai cambiamenti. Ma sono 20 anni qua, tutti fessi contenti, mentre stringi i denti, mentre stringi i patti con chi sta all'attenti. Tra pacchi stacchi pure gli altri assegni, vuoi le rivoluzioni, ma ti le coi perdenti. Nella musica è lo stesso copione, tanti suonano, ma la spunta è il copione. Con lo stesso giro cambia solo il nome, gli altri sono scarsi, hai capito il coglione? Nella moda è lo stesso trend, la differenza tra il negozio e lo stand, tra il falso e la brand. A volte vince il primo, danno la colpa allo yen. Nella politica l'affare è diverso, per quanto si dica il denaro è lo stesso. Missione è fregarti adesso, va tutto sotto traccia che chi guarda è fesso. Nella vita sociale la distanza abissale, nessuno più si vede ma qua sembra normale. Fondamentale, mandate un tweet per sapere la tua vita reale. Nello schermo il bugiardo sistema per tenerti fermo fa scene, ti parla di cambiamento, vai a dormire contento, se non lo spegni questi ti fregheranno in eterno. E cosa c'è che non va? Mi chiedi se approvo, le mie parti si sa, cambiano il logo, cambiano il luogo, non cambia la causa, è la colpa di tutto sto sfogo. Cosa c'è che non va e non cambia più? Stessa storia si sa, non cambia più. Stessa vita è di qua, non cambia più. Stesso posto ma puoi cambiare tu. Puoi cambiare tu, poi dimmelo tu, cosa cambia nella società se mancano i tattoo, se manchi in vanità qua, mancano i tabù, troppo esposti per conoscere la realtà. E tu che capisci la sua vita da uno scoop e vorresti star lassù, tu che copi tutto e pure il suo look, ma la tua voce poi non rende da riprova al canta tu. Non far la differenza è la moda, senso di appartenenza alla droga, il cantante è il più fesso, il tema è lo stesso. La vostra roba più che musica è pubblicità al regresso. Vuoi spacciarti per amico, ma quella sotto il palco non ti vede, saltato l'invito. Quando fai un pezzo nuovo giochi a fare il mito, ma non sai che dopo sei finito e sparito. È un periodo che qua sono tutti rapper bene, ma dopo un anno quello smette, com'è che non conviene? Vuol far la hit delle hit ma si sa da dove viene. Avere un mezzo di diffusione, un luogo per la socializzazione, avere il nulla tra le tante persone, ma riconoscersi ugualmente nello stesso nome. Capirne i trucchi non è facile, come per magia c'è chi crede nelle favole, nascondono le vie per buttarti dentro a macchine e vivere una vita con la merda sulle tavole. Ti danno un peso, una misura, un elmetto, una divisa, una cintura, ti danno il freddo, il caldo e la paura, avanti un altro dicono ma è la solita censura. Cosa c'è che non va e non cambia più?